Chiesa chiusa a Ponte di Piave, e non per lavori, ma per la statuetta della Madonna che da 2 venerdì avrebbe iniziato a piangere. O almeno sarebbe questa l'impressione di chi ha visto il fenomeno delle gocce sul volto e sul mento della sacra immagine. Voci perché di testimonianze dirette non ce ne sono, almeno nessuno al momento ha deciso di uscire allo scoperto. Pare che il primo a scorgerle sia stato un chirichetto seguito da un'anziana devota e da lì in poi è stato un fiume in piena di credenti ma anche di semplici curiosi. Una vera e propria folla costante, come raccontano gli avventori del bar di fronte alla chiesa. Però viene tanta gente, mi pare. Sì, Bravo, vero, Eh? vero. dite qualcosa. Era parecchi che ne ha su e sole. Sì? Sì. Ieri c'era la processione. E proprio per evitare che da un evento tutto da verificare partisse un fenomeno devozionale più estetico che religioso, il parroco Don Giampaolo Bano, oggi al suo rientro da Lourdes, ha deciso subito di riportare la statuetta in cripta e di aprire la chiesa solo per le funzioni e alla presenza sua o dei suoi collaboratori. Perché se da una parte la forte presenza di credenti è segno di un bisogno crescente di religiosità, dall'altra non si deve travisare la fede con fenomeni che possono avere una semplice spiegazione scientifica, ma che alimentano fanatismo e superstizione. Sentivo qua prima, non so niente. Ma secondo lei si mette a piangere perché dovrebbe mettersi a piangere la Madonna? E si vede che roba va abbastanza bene. Secondo lei perché la Madonna dovrebbe piangere? Fa caldo, troppo caldo, che lei piange, suda. In effetti è questa la spiegazione fornita dagli scettici, considerando che la cripta è molto umida e che in questi giorni l'effetto condensa è tutt'altro che improbabile. Ma anche tra i laici c'è chi comunque un dubbio ce l'ha. È un segno o no? Secondo lei? Di che tipo? Ma di tanti tipi. Il mondo deve cambiare. Quindi secondo lei insomma c'è da pensare. Sì.